Sono due le ultime novità, entrambe negative, in casa Agragas. Il ricorso presentato per l'annullamento della sentenza federale che impone una giornata di porte chiuse è stato rigettato. A questo punto la gara di campionato, valevole per la seconda giornata di ritorno contro la Nuova Gioiese, che dovrà giocarsi all'Esseneto, sarà a porte chiuse. Ridotta invece la multa che passa da 3.500 a 3.000 euro. La seconda notizia riguarda invece l'atteso arrivo del giapponese Takayuki Morimoto, che per svariati motivi non potrà accasarsi quest'anno in maglia biancazzurra. Dopo un intero girone di andata di grande attesa si chiude un capitolo nato male e finito peggio. Intanto questo mercoledì scorso si è giocato il recupero di Serie D Girone I San Luca Locri, che era stata rinviata domenica scorsa per la tragedia che ha profondamente scosso la comunità di San Luca. Infatti la partita si è giocata ed è terminata in parità 1-1. Locri in vantaggio con un gol di Marsico al 18° e quindi pari dei padroni di casa con Pelle. Entrambe le squadre muovono la classifica generale, che rimane ugualmente sempre molto precaria. Ed ora ascoltiamo le parole del direttore generale Graziano Strano in merito a questo addio forzato del giapponese Morimoto. Allora, innanzitutto ci premo sicuramente a dire che il caso Morimoto è stata una farsa non fatta dall'Agra Cassacalcio. Siamo stati noi sempre pronti, io, Peppe Deni e tutto il gruppo societario, a portare dentro Morimoto. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo pagato biglietti, abbiamo pagato avvocati, abbiamo pagato di tutto e di più. Abbiamo rimandato Morimoto in Giappone convinti che fosse la soluzione adatta. Purtroppo mi assumo tutte le responsabilità, perché il ruolo del direttore generale è assumersi le responsabilità e dichiarare il bello e il cattivo tempo. Quando si sbaglia, sbaglio io. Quando si indovina sono tutti gli altri che indovinano. Quindi io mi assumo tutte le responsabilità di non essere riuscito, anche se ci ho tentato in tutti i modi, di portare Morimoto ad Agrigento. Altri particolari sulla vicenda, perché non si è riusciti a tesserarlo? Noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto un contratto di lavoro, abbiamo fatto l'iscrizione, abbiamo fatto la residenza, abbiamo fatto tutto. E l'abbiamo rispedito in termini piacevoli in Giappone, però al ritorno il ragazzo ha detto che era impossibile avere un documento che era paradossalmente importante per la legge italiana, quindi noi abbiamo deposto le armi, il ragazzo molto per bene, un professionista, ha visto che noi ci abbiamo messo di tutto per farlo venire, anche perché l'avevamo tra virgolette restaurato, era diventato Morimoto, quindi è stato 2 mesi con noi, siamo stati onorati, io chiedo scusa a tutti quanti. In prima persona sono stato quello che ha cercato in tutti i modi di far venire Morimoto, non ci sono riuscito, quindi mi assumo tutte le responsabilità e chiedo venia a tutti.